Ragazzi di Generazione Non Stop, ci troviamo all'Ercara Friddi, eccoci per questa magnifica notte bianca, quindi tantissime band, tantissimi eventi e noi siamo qua anche per loro, prego. Chi c'è? Una nostra conoscenza. Salve assessore! È in ferie stasera? Va, è una bella serata. Cosa controlla durante la serata della Notte Bianca? Io dico che più che controllo ci stiamo divertendo, anch'io insieme alla gente che è venuta e vedo moltissima da fuori, quindi sono belle occasioni, bei momenti per stare insieme e per far divertire la gente. Anch'io assessore vedevo tantissime minigonne da fuori, incredibile. Tu sei un mattacchione. No, dico passeggiavo, infatti l'ho visto seduto, abbassato appunto magari per avere una migliore visuale. Ci deve essere un errore. Sono viva noi, sono in una boy, mi manca il senso del Allora ragazzi, volevo un attimo, stiamo facendo delle riprese per Generazione Non Stop per questa Notte Bianca e volevo conoscere questa band, stiamo andando in giro per conoscere tutte le band. Allora, innanzitutto il nome della band, Sizzlos. che vuol dire... Non si può sapere questo, Una storia molto No, ragazzi, una storia molto lunga, no? Vabbè, una storia, ho capito che è una storia molto lunga, però... È una storia molto lunga. Non si può, davvero, è censurato completamente. Ecco, va bene. Allora, nome del cantante. Giorgio Gurrieri. Poi al Mi presenti tu, ok? Sì. Al basso Cosma Vitale. Facciamo un applauso ragazzi a quella band. Ok? Inizia, che vi ho chiesto, picciò. Facciamo un applauso alla band. Un po' meglio, no? Va bene. Okay. Alla batteria qui dietro, Orazio Battaglia. Orazio Battaglia alla batteria. Poi da questa parte Vincenzo Privitera. a lui. Vincenzo alla chitarra elettrica. Che raga, picciò, inizia, hanno appena finito una canzone fantastica, no? E voi così. Facciamo un applauso alla band per questa Notte Bianca del Cara! Ah, che bello! Prova, si sente? Ha già bevuto come potete vedere. Allora, la Notte Bianca all'Ercara, come mai sei questa sera qua all'Ercara? Anche tu? C'era qui la festa all'Ercara questa Notte Bianca. Come cantava Francesco Salvi? Sì. È qui la festa? C'è il Nutella Point, abbiamo... Che cosa c'entra il Nutella? Vabbè, Questo c'è. Ah, giusto, e poi ci sono le band, poi... Le band, tanta musica, tante belle ragazze, Sì, tante belle ragazze, l'ha detto, l'ha detto. Ecco, ci sono. Sì. Tante belle ragazze, Sì, tante belle ragazze, l'ha detto, l'ha detto. Ecco, ci sono. Sì. Sì, lasciamo perdere l'intervista. Io stavo praticamente, come potete vedere, no, non ti distrarre, c'è il cameraman che... Scusate, c'è stato un attimo di distrazione. Dicevamo, belle ragazze? Belle ragazze, un bel passeggio e una bella serata questa sera. Bella serata, ok. Io sono arrivato adesso. Ah, è arrivato adesso, purtroppo non ha visto allora le belle ragazze. No, le belle ragazze è l'unica cosa che ho visto. Che ha visto anche se 5 minuti che è qua.
siamo visti in diverse occasioni, il genere è quello che proprio che quando lo suoni proprio dice ah che bello, che bello. Tony Colombo. Vabbè, posso intervistare qualcun altro da questa parte? Chi? Sempre lui, sempre lui. Possiamo passare Gigi Finizio? Ah, anche va bene, Tony Colombo, Gigi Finizio, tipo il pezzo di ora di chi era? Di Gigi? Sì, l'ha scritto Paolo. Ah, addirittura l'ha scritto lui, spettacolare, complimenti. Vabbè, allora... Faremo tanta strada, penso. Sì, con questi brani sì. Allora vediamo il prossimo, magari poi vediamo. Tu vuoi cantare? No, stavolta no. Ci fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro lo sai, sarei rimasto sì. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso forse sarei sposato. No, noi cercavamo anche delle ragazze per chiedere com'è andata la notte bianca. So che cioè non sei di Lercare, vero? Non rompere le scale. No, so che non sei di Lercare, hai fatto un sacco di strada, tra l'altro. Dai, When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Allora Gianluca, com'è qua la notte bianca all'Ercara Friddi? Bianca, molto bianca. Signore, buonasera. Ma è arrabbiata, signora? No, si sta divertendo notte bianca? Sì, bella. Ha visto tanti ragazzi che... È geloso lei, sto parlando con le signore e mi arriva qua, venga signora. Allora, che ne pensate di questi giovani che festeggiano la notte bianca? Una bella cosa, magari si poteva fare ai tempi nostri. Vabbè, non stanno facendo niente di male, signora. No, magari. Divertirsi in questo modo, anche ai tempi nostri non era concesso. È stato. Sono sempre belle. Le feste sono sempre belle. L'importante è che... Lei non c'entrava niente nel discorso, stavo parlando con loro. Vabbè, ormai sì, diciamo che si è infilato, va bene. Buona serata. Grazie, altrettanto. Bella serata, eh? Sì, bellissima. Sì, bellissima serata. Belle ragazze, hai visto? Molto. Un sacco di belle ragazze. Sì. Vieni con me che andiamo a cercare qualche bella ragazza. No, ce l'ho la ragazza. L'ho fatta arrabbiare. Un pochettino. Ho fatto arrabbiare la ragazza. Molto. Ti trovo una bella ragazza bionda, con gli occhi castani. Vieni con me che ti cerco una ragazza di questo tipo. Non penso sia d'accordo. Questa sera, questa notte, secondo te, tirando le somme, dai, com'è andata? Allora, perché poi alla fine spesso ti chiedo, ecco, il risultato finale te lo chiedo a te. Certo, per me rifare la notte bianca dopo essere l'artefice e rifarla dopo 3 anni è un grandissimo onore per il mio paese. Ringrazio tutti, innanzitutto l'amministrazione comunale e anche tutti i commercianti. E poi cosa dire, abbiamo come sempre cercato di trovare tutte le soluzioni per far divertire la mia cittadina. Sono contento per i 6-7 mila visitatori di questa notte, siamo riusciti a coinvolgere, come dire, quasi tutto il paese ed è sempre un grande successo. Voglio anche ringraziare per la collaborazione molto stretta Peppe Lavatura, Raffaele Siracusa, grandissimo, e poi anche il nostro Max La Notte che dopo 15 anni si esibisce anche all'Ercara Friddi. Un bacione a tutti e buonanotte bianca, alla prossima. Grazie Luca.